passiamo all'Associazione Meteo in Veneto, che è un gruppo di professionisti appassionati di meteorologia con un approccio sinergico e strategico, legati da una forte passione e volontà. Dal 2017 Meteo in Veneto è diventata un'associazione senza scopo di lucro con lo scopo di promuovere, organizzare incontri, conferenze, pubblicazioni sui social e non, con riferimento al campo delle scienze dell'atmosfera. Oggi con noi abbiamo Alberto Gobbi, esperto di fenomeni temporaleschi in Italia e coautore del libro Temporale e Tornado, che ci parlerà delle sonde in Veneto. Grazie. Grazie a tutti i presenti anche per l'occasione di divulgare questa iniziativa, questo progetto appunto che è proprio alle sue fasi iniziali, poiché il 7 settembre dello scorso anno abbiamo fatto un primo lancio di prova di una radiosonda che ha lo scopo di indagare determinate condizioni termodinamiche relative alla fenomenologia convettiva. È una collaborazione che nasce tra l'associazione Meteo in Veneto e l'associazione ATS, che è presieduta da Tommaso Schiesaro, che purtroppo oggi non è potuto essere presente. Forse qualcuno lo conosce perché è stato anche pubblicizzata la sua attività nella pagina di Zaia. E praticamente qual era alla fine lo scopo? È proprio quello di collaborare assieme mettendo le competenze meteorologiche di Meteo in Veneto e quelle invece dell'associazione ATS, che sono più tecnologiche, più relative appunto ai rilievi dei dati, per cercare di coprire questa sorta di buco che abbiamo nella pianura veneta. Come ho scritto sotto, praticamente non ci sono delle stazioni aerologiche fisse sulla pianura veneta, che come penso sapete è un'area molto produttiva in termini di fenomeni temporaleschi violenti, come dimostrato soprattutto l'anno scorso, ma non solo. Pensiamo solo che i tornado storici più grossi, a livello nazionale e anche vorrei dire europeo, sono avvenuti proprio nella pianura veneta, tra Trevigiano, Padovano e Veneziano. Ho praticamente evidenziato con quell'ellisse nera l'area che sarebbe di interesse per essere appunto indagata da quel punto di vista, ovvero sia quei gradienti di temperatura e umidità nello strato limite, che sono quelli che poi spesso vanno a determinare determinate tipologie di fenomeni convettivi, in particolare i tornado, ma non solo. Ho segnato anche le stazioni fisse, Cameri, Rivolto e San Pietro Capofiume, che per l'appunto, come vedete, sono un po' distantine dalle nostre zone. Quindi, come accennavo, questi sono gli obiettivi, nel senso vogliamo indagare perché, soprattutto nella pianura veneta, e perché in quali condizioni si verificano determinate tipologie di eventi. Grandine grossa, che sta diventando sempre più frequente, i downburst, ovvero sia le raffiche di vento lineare, ma anche i tornado, anzi direi soprattutto i tornado, perché nella pianura veneta abbiamo quell'interazione tra i flussi sciroccali umidi dell'Adriatico, i flussi più secchi in discesa dall'Appennino e quelli più freschi da nord e nord-est. Spesso, anzi diciamo, questo è un po' anche lo storico, come ci dimostrano appunto i precedenti eventi, 1930, 1970, 2015, sto parlando di tornado adesso, sia che spesso questi flussi si incontrano proprio nella pianura veneta centrale. Per cui cosa succede? Succede che questa interazione porta a due tipologie di supercelle. Lo scopo è anche quello di prevedere o quantomeno cercare di capire le condizioni predisponenti, le quali possono andare a determinare supercelle o praticamente solo grandinigene o supercelle essenzialmente tornadiche, perché spesso una supercella può produrre grandine grossa ma non tornado, viceversa. È una motivazione, sì, ci sono delle teorie chiaramente, però probabilmente la risposta, come ho scritto nelle ultime righe, risiede nei primi 2-3 km di troposfera, dove il strato limite chiaramente è quella zona, quello spessore in cui si verificano appunto queste, diciamo, si definiscono questi gradienti di temperatura, umidità e vento, perché con la quota praticamente sempre il vento cambia di direzione, no? Per cui vogliamo almeno arrivare a 3500 metri, come abbiamo praticamente fatto col lancio del 7 settembre, poi vi farò vedere alcuni grafici, perché è qui che appunto avviene in particolare quell'interazione tra i flussi. Nelle quote superiori, 4, 5, 6.000 metri, in particolare i 500 millibar, andare verso l'alto, si ritengono sufficientemente attendibili i dati, diciamo, simulati.
oppure anche di radiosondaggi vicini di San Pietro Capofiume e di Rivolto. Poi non è sempre vero, però mediamente. Ecco, quello che dicevo prima, il punto triplo, ovvero sia questo scontro di masse d'aria che tende ad avvenire appunto sulla pianura veneta. C'è anche questo paper molto interessante di De Martine, che non so se adesso è in sala. Comunque questo studio scientifico appunto dimostra chiaramente che l'interazione di quei flussi, qui sono disegnati anche 4 flussi, perché a volte, come è successo anche con l'evento di Dolo, c'è anche un rientro di Bora da nord-est, diciamo che va ulteriormente ad aumentare quella tendenza a rotazione dell'aria nei bassi strati. Per cui con appunto l'associazione ATS abbiamo fatto questo primo lancio il 7 settembre scorso in un paese nella provincia di Rovigo, tra Chioggia e Rovigo, diciamo. L'abbiamo fatto lì per varie motivazioni, perché per lanciare, come penso sapete, una radiosonda a qualche chilometro di altezza o anche di più ci vuole il NOTAM, l'autorizzazione dell'ENAC, e lanciare più verso nord, più verso l'aeroporto di Venezia, comincia a diventare complicato, perché gli aerei chiaramente poi a un certo punto devono scendere di quota per atterrare o anche ovviamente per decollare, sono bassi, per cui al momento siamo riusciti a fare questo lancio in quella zona che comunque copre abbastanza bene l'area che viene appunto interessata da quello scontro di flussi diversi di temperatura e umidità. Comunque cosa abbiamo fatto? In questo primo esperimento un modulo di navigazione, il modulo scientifico e il pallone stratosferico, praticamente siamo riusciti ad arrivare a 3000 metri all'incirca, proprio lanciando una radiosonda. Praticamente il modulo di navigazione e il modulo scientifico sono stati appunto progettati in modo da poter anche recuperare la radiosonda. Adesso praticamente qui vado un po' veloce, ma ci sono praticamente degli altimetri e dei sistemi di sicurezza, un timer, per cui raggiunta una certa quota c'è una resistenza elettrica che fa scoppiare il pallone, in modo che il pallone non vada oltre i 3.500 metri, che poi diventa anche difficile il recupero, poi problemi relativi alla quota, al NOTAM, eccetera. Quindi c'è tutto il sistema di batterie, ecco qua vedete un attimino la strumentazione scientifica, che chiaramente comprende tutte le variabili meteorologiche principali, temperatura, umidità, pressione e vento, nel senso che c'è un GPS che, come tutte le radiosonde, alla fine va a definire velocità e direzione, ovviamente col variare della quota. E quindi alla fine cosa abbiamo fatto? Che avendo tutti questi parametri che sono stati semplicemente registrati con una classica radiosonda del tipo Vaisala, per cui alla fine la precisione la conoscete, e cosa è successo? Che usando un pallone stratosferico che è stato acquistato ovviamente in una ditta apposita e riempito con elio, dopo aver tarato chiaramente la velocità prevista di ascesa, il peso del pallone, il peso della strumentazione e tutto, con le procedure, adesso non so se vedete, comunque in quel libretto lì, in quel libro lì ci sono tutte le procedure di lancio, che sono ovviamente state più complicate perché dovendo definire una quota massima di rilievo, non è come una radiosonda che poi, come dire, scoppia, come dire, per la pressione più bassa, che abbiamo dovuto appunto fermarla prima, anche perché è un lancio di prova, per cui. E quindi abbiamo anche riprogrammato la sonda, perché chiaramente ci vuole una frequenza nostra per ricevere i dati, registrarli. E cosa è successo? Ecco qua, praticamente abbiamo poi registrati questi dati della radiosonda con 2 strumenti, con 2 software, diciamo. Il primo è quello SDR Angel, che adesso io qua non ho una videata, comunque, e poi anche con un sistema, come dire, un po' di backup attraverso il sito sondehub.org. E sono dati che sono stati praticamente rilevati in diretta, per cui potevamo anche monitorare la posizione nello spazio, nel senso dove sta andando questa radiosonda si poteva vedere chiaramente attraverso il GPS. Per cui prima del lancio è stata effettuata una simulazione attraverso quel sito che vedete, una simulazione che è stata basata sul profilo del vento previsto da ECMWF, per capirci, dal modello europeo.
Abbiamo attraverso questa simulazione verificato che la radiosonda non si sarebbe spostata oltre i 3-4 km rispetto al sito di lancio. Effettivamente alla fine è andata così. Qui ci sono alcuni momenti preparativi del lancio con il sistema delle comunicazioni tra la base e il sito di lancio, effettuato in un campo aperto, appunto, come vi dicevo, in un paese, l'Oreo, tra Chioggia e Rovigo, per capirci, perché altrimenti diventa complicato un po' da spiegare, e quindi abbiamo appunto tutta la fase di reset, cioè nel senso di test e tutto il resto. Ecco qui. Oh, bene, è partito il video, perfetto, e questo è proprio il momento del lancio. Dentro quella scatola di polistirolo c'è tutta la strumentazione, e anche quella scientifica, ma anche quella tecnica per bloccare il volo a 3.000-3.500 metri. Adesso da qui chiaramente non potete vederlo, ma vi assicuro che a vista il pallone inizialmente si dirigeva verso ovest e poi a un certo punto ha piegato e è andato verso est. Nel senso, avevamo nei bassi strati un vento dal mare, da sud-est, e poi oltre i 1500 metri, comunque poi c'è anche un grafico, il vento invece girava da ovest ad andare verso il mare, insomma l'uscire del vento. Questo invece è il percorso effettivo della radiosonda vista in bidimensionale. La lettera P è il punto di partenza. Come vi dicevo, c'è quel tratto, non so se posso fare, no, non riesco, comunque quel tratto della P andare verso sinistra è quel vento che andava verso ovest, per capirci, poi la sonda è iniziata ad andare verso nord e quindi verso est, perché appunto il vento ha cambiato direzione con la quota, che è un fenomeno normale, non è niente di che, insomma l'uscire del vento c'è praticamente sempre, quindi in direzione. Questa invece è una visione in 3D, sempre chiaramente di quel lancio, sempre P vuol dire partenza, A invece è arrivo, più o meno a metà di quell'arco rosso, ovviamente in quota, il dispositivo ha fatto scoppiare il pallone, altrimenti non so se sarebbe finita in mare o dove, sulla laguna. E lo scopo, vabbè, oltre chiaramente ad avere i dati, come dire, numerici, anche quelli di graficarli, questo è stato un'elaborazione con il RAUB, che sicuramente qua in molti conoscono, e si vede sicuramente lo shear del vento in quella colonna in basso, in quei vettori di vento in basso a destra. Prima il vento proveniva da est-sud-est, diciamo nei primi 1500 metri, cosa sono neanche, anzi 800 metri, e poi il vento da 800 metri in su piegava da sud-ovest. Oltretutto si vede la curva rossa è la curva di stato della temperatura, la verde è la curva del dew point, un po' per gli addetti ai lavori, ma si vede anche un'inversione termica intorno ai 2000 rotti metri. Anche questo è un altro fenomeno ancora importante da inversione termica. Ecco, ho finito. Se volete approfondire ci sono i QR code della nostra associazione e di ATS. Grazie.